La sponsorizzazione è un elemento necessario data la grande carenza di finanze che ci sono per mantenere e custodire questo patrimonio che abbiamo. Però rimane esigua, bellissima come segno di affetto e come attenzione anche a curare certi particolari. Certo che i nostri monumenti, le nostre chiese, i nostri edifici avrebbero bisogno di un programma stabile di recupero che non è possibile in assenza di un programma di finanziamento. Non c'è qualche segnale recente, non dico dal nuovo governo che sarà ancora presto, ma in generale dagli enti pubblici? Purtroppo i segnali recenti non sono incoraggianti, perché si parla di una crisi che si aggraverà addirittura nel prossimo futuro, nel prossimo anno. Quindi davvero la situazione mentre ci si rende conto che anche uno sponsor, quando riesce a realizzare un restauro di questo tipo, ha una grande soddisfazione perché vede che viene recuperato qualcosa di un valore sconosciuto, magari oppure noto ma non valorizzato come si doveva. Queste 4 statue che sono state restaurate sono di area antelamica, vuol dire che abbracciano proprio la cultura del mondo romanico più intenso, più bello. Recuperarle vuol dire far vedere qualcosa di eccezionale. Perché è venuto a Venezia a fare questo intervento di sponsorizzazione, di sostegno, di finanziamento del restauro delle 4 statue della Basilica? Guardi, ci sono una serie di circostanze, ogni tanto bisogna avere anche fortuna. Quando in primavera il nostro amministratore Paolo Dente me l'ha proposto, ho detto non pensiamoci 2 minuti. Ci lega il cuore a Venezia, ho passato parte della mia gioventù a Venezia, i genitori il sabato e domenica ci hanno portato a Venezia, ci hanno portato nella Basilica, abbiamo passato delle ore direi di meditazione familiare per vivere dei momenti veramente straordinari. Quando ho sentito che la Cappella Zen sarà ristrutturata in termini del Padre Profeta, ho detto no, non aspettiamo 2 minuti. Abbiamo ricevuto tanto dalla laguna, abbiamo ricevuto tanto dall'arte e dalla cultura di Venezia, e questo dovrebbe essere un piccolo gesto di restituire quello che abbiamo ricevuto. Tra l'altro lei ha certamente presente che quest'anno abbiamo avuto a Venezia la visita di Papa Benedetto, che è stata anche la visita non solo a Venezia ma a tutto il Triveneto alla fine. Quindi in certo modo come dire, è il coronamento di un anno in cui Venezia è legata all'intero Triveneto, quindi anche all'Alto Adige e a Bolzano, che è sede della TUN, della sua azienda. Indirettamente ci sentiamo legati, portare qui il Natale nostro altoatesino, portare qui il Natale della nostra azienda chiaramente è un altro passo che ci riempie di gioia. Poi vederlo realizzato vicino alla Basilica mi sembrava di essere a casa, mi sembrava di essere sotto la vetta dell'altra parte. Quindi devo ringraziare la provincia di Bolzano che ha messo a disposizione questa rete, che poi insieme alla Basilica, insieme al presepe, ha realizzato poi con le luci che poi sono state accese dal sindaco, ha realizzato veramente un ambiente natalizio come lo viviamo noi tutti i giorni. Un'ultima cosa da imprenditore proprio, siamo in un periodo evidentemente di crisi, non so se la sua azienda, spero di no, insomma, non soffra di questa crisi, però insomma, in generale lo è per tutti. Anche un intervento così, anche vigente immagino, no? di sponsorizzazione e sostegno, che senso ha dal punto di vista economico e imprenditoriale? La comunicazione e questa sponsorizzazione, se così vogliamo chiamarla, è difficile valutare economicamente. In certe cose bisogna credere. Se poi si ripaga, non si ripaga, è difficile fare una valutazione. Nel tempo sono convinto che si ripaga. Fare cosa per il bene del prossimo è una cosa che si ripaga nel tempo. La nostra azienda non è stata strutturata su delle strategie a breve. Lo vedo come una strategia a lungo termine. Il cuore, il respiro, la gioia che oggi abbiamo respirato vicino al presepe, per me è una testimonianza che siamo sulla strada giusta. Oggi, nonostante stiamo passando un momento senz'altro non facile, stiamo crescendo a 2 cifre. Penso che questo sia una testimonianza che nonostante dei tempi difficili il consumatore rispetta e riscontra nei nostri prodotti non soltanto un prodotto di ordinaria amministrazione, ma qualche cosa in più, riscontra dei valori che noi cerchiamo di esprimere attraverso una comunicazione come questa, piuttosto un comportamento
dove l'etica deve avere la sua parte, così come l'ho ereditato dai genitori, promuovono e di trasferire anche a mia figlia. Perché ne vale la pena anche dal punto di vista economico e imprenditoriale? Io sono convinto che le lunga paga, non le so dire quanto, come, così come in tutta la comunicazione non c'è un riscontro immediato, ma se oggi in questo momento difficile cresciamo due cifre vuol dire che qualche cosa di positivo abbiamo segnalato e questo ritengo sia la ciliegina sulla torta. E questa è una comunicazione particolare di tipo culturale, di tipo, non è la sintesi di pubblicità fatta su un giornale o un'altra cosa? Non so per quale motivo una televisione giapponese, una televisione cinese ci ha chiamato e si è fermato per una settimana tra Alto Adige e Venezia per riprendere la storia dell'azienda, per riprendere la storia della famiglia, per riprendere la storia di Venezia. Questo per me è un'altra testimonianza dove persone che non hanno questa opportunità e questo grande patrimonio culturale che abbiamo noi, non vivono questa situazione così felice, lo vogliono portare a casa.